Ciao ragazzi e bentornati sul canale delle Test Endure MTB Team. Oggi vi ho portato nello spot che probabilmente è il più famoso di tutta la Liguria della mountain bike. Ci troviamo sull'altopiano delle Manie a Finale Ligure. Da qui, Bric dei Monti, vedete una panoramica favolosa su Spotorno, Bergeggi e il Monte Mao, con il tipico isolotto alla pan di zucchero. Il giro che vi propongo oggi è un giro rinomato, molto conosciuto. Innanzitutto ci troviamo nella Finale Outdoor Region, quindi direi che è un comprensorio che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più famosi e gettonati d'Italia. Gireremo sui sentieri dell'altopiano in un giro che ha caratteristiche principalmente trail bike e down country, ma non faremo solo i sentieri della 24 ore, quindi chi ha già fatto questo giro conoscerà esattamente molti dei sentieri che vi proporrò oggi, ma oggi io ho cercato di impreziosire il giro con tutte delle micro aggiuntine che ho testato e provato negli anni per tirare fuori un gioiellino, ok? Pertanto iniziamo a raidare, venite con noi. Partiamo per il trail Andrassa Alto. Anche questo sentiero molto conosciuto e gettonato da diverse mandrie di bikers, turisti e locals. Per chi non fosse a conoscenza della location, il giro si svolge tutto su terreni aridi con fondo mobile. Qua abbiamo un paio di tornantini un po' più tecnici. Come vi dicevo, il giro non è prettamente cross countrystico, lo definirei un trail bike con parti molto flow, come dicevo, sentieri con fondo arido che tengono molto bene il bagnato e le piogge, quindi questo è un posto dove si può venire a raidare per tutto l'inverno anche dopo piogge intense. Sconsigliabile assolutamente d'estate perché fa un caldo mostruoso, siamo a neanche 400 metri sul livello del mare, non c'è un albero a pagarlo, pertanto non veniteci d'estate perché c'è da morire, da sentirsi male col caldo. Va bene al massimo fino a giugno. Noi qui andiamo dritti a questo bivio, siamo sempre sull'Andrassa Alto. Facciamo attenzione a qua, qualche rocciata, qualche rock garden che c'è. Questa bella parte nel bosco è caratterizzata da tante piccole terrazzine che creano dei bei dislivelli da accoppiare o da droppare.
parte nei pratoni è favolosa. Qui abbiamo raggiunto lo stereo di Magnone e adesso ci trasferiamo verso le Manie. Qua altro taglietto molto interessante. Ok, e qua pronti perché c'è una parte tecnica a salire. E qui usciamo proprio sull'asfalto delle Manie, dove andiamo ad attraversare e risaliamo verso Bric dei Crovi per la salita della Lapide. E adesso andiamo appunto ad allacciarci al primo ramo della 24 ore di Finale Ligure. Da questa parte c'è il toboga che faremo più tardi. Primo ramo da percorrere con attenzione perché questa parte è un sentiero che viene usato bidirezionalmente, quindi soprattutto nei tornantini ciechi dobbiamo stare attenti che non ci siano biker che arrivano in contromano. Quindi qua rallentiamo un po'. Voilà, qua andiamo ad attraversare lo sterrato del semaforo di Caponoli e continuiamo sulla 24 ore. Forse questo è il ramo più bello, più veloce, più flow. I sentieri, come vedete, sono sempre uno spettacolo in qualsiasi stagione, perché ovviamente sono tenuti dalla region, quindi qui abbiamo la qualità e la pulizia massima. Primo bivio a sinistra. Qua giù nel canalone.
Wow! Altro bivio cruciale qua. Ciao. Si va verso il DH-Man, ma ovviamente noi ce ne freghiamo oggi perché, come ho detto, facciamo un giro cross countrystico, ma chi fosse interessato a guardare i sentieri enduristici del promontorio, ci sono anche quelli, li trovate sempre sul nostro canale, sul video Enduro delle Manie All Stars. Ma continuiamo sulla 24 ore, stiamo sempre attenti alle persone, perché qui i sentieri avrebbero un verso, ma ci sono comunque, ovviamente, non essendo piste private da bike park, ci sono tanti usufruitori, quindi anche tanti camminatori, biker appunto, che magari vanno verso i sentieri enduristici, quindi utilizzano queste parti della 24 ore come risalita, quindi cerchiamo sempre un attimino di stare attenti. Io conosco bene il posto, ma sono venuto apposta in infrasettimanale a fare queste riprese, perché ovviamente in stagione primaverile di sabato e domenica c'è il mondo. Qua ci sono saliscendi da rilanciare, molto belli, devo dire, tutto pedalabile. E adesso giù fino a Caponoli. Wow, qua altro punto scenico panoramico. Noi non scendiamo giù verso Varigotti perché vogliamo mantenere, diciamo, il dislivello, quindi risaliamo su per la salita, questa qua delle radici, un'altra salita famosa, sempre facente parte della 24 ore. Qua ci sono delle rampe comunque abbastanza importanti, tutto fattibile anche con bici muscolari. Questo giro ovviamente chiaro che con le bike sei un po' più facilitato. Buongiorno. Ciao. Ciao. E via di nuovo in discesa.
Questa è la parte più bella, più veloce della 24 ore. Guardate che spettacolo qua. Si raggiungono anche quasi 50 all'ora, però come al solito bisogna stare attenti alla gente, perché non è che sia sempre la pista libera, e ricordo sempre che sono tutti sentieri condivisi. Da qua si risale un pezzettino, siamo proprio sopra Caponoli, quindi la punta diciamo più estrema che si infila nel Mar Ligure Savonese. Ora risaliamo un pochino e andiamo ad agganciare lo sterro del semaforo, quindi la prima parte di discesa del giro finisce qui. Abbiamo un piccolo trasferimento che ci porterà poi a imboccare il secondo ramo. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie. Un paio di strappettini. Salve. Quindi come vedete, hikers a tutte le ore del giorno e della notte, biker in contromano, quindi è un punto molto 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 frequentato. Ok, e approdiamo sul semaforo. Da qua, questa è l'arteria principale di comunicazione del nostro altipiano. Da qua noi ci trasferiamo verso la seconda parte del giro. A dopo ragazzi. Rimbocchiamo l'ingresso della 24 ore che abbiamo fatto poco fa. Ma a questo bivio, dove prima ho detto sinistra, si va a destra. Da qua abbandoniamo le parti un pochettino più battute dell'altopiano e ci spostiamo in quello che è chiamato il territorio indiano. Qui attenzione, perché i cinghiali hanno fatto un bel party in questa stupenda valletta, con un'altra bellissima parte panoramica. Guardate che figata, qua si vede praticamente tutto l'altopiano delle Manie, e scendiamo giù per questo sentiero che è un po' più tecnico e roccioso, che viene chiamato appunto sentiero indiano.
vasca antincendio. Qua abbiamo un altro punto panoramico. Praticamente quella è la parte della 24 ore dove corre la 24 ore che poi va verso il Capo Noli. Continuiamo sull'ultima parte del sentiero indiano. Pietre mobili a go-go. Qua si gira a sinistra. Voilà, discesa a mio avviso stupenda che aggiunge un po' di pepe al giro. Adesso ci trasferiamo per Isasco per poi spostarci verso la parte più a sud del comprensorio. Da Isasco imbocchiamo un altro ramo della 24 ore di finale. A destra. Sfioriamo il bitume. A sinistra. Ok, e qui anziché girare a sinistra e continuare sul percorso della 24 ore andiamo a destra e risaliamo un pezzettino, sempre su sentieri ciclabili.
Molto bella anche questa parte di roccia. Bella sfidante, in salita solo per pochi. Voilà, e siamo arrivati al camping San Martino. Da qui ci trasferiamo un pezzettino molto breve sul bitume delle Manie e ci rivediamo dopo. Ecco i campi che vedevamo dall'alto del sentiero indiano. Ora noi andiamo ad attraversare questi vigneti che sono praticamente nel cuore dell'altopiano, con un bellissimo trasferimento panoramico che ci porterà in un altro punto cruciale del tour. Qua ci sono un paio di cancelletti da aprire e da qua ci trasferiamo ancora verso un secret spot che probabilmente è il punto più figo di tutto il giro. Questo è un incrocio importante, noi dobbiamo prendere su di qua. Ovviamente io il trasferimento non ve l'ho ripreso tutto perché siamo in, diciamo, nel pianeggiante qua pedalabile. Qua stiamo per sfociare sul promontorio che è qualcosa di fotonico. Siete pronti allo spettacolo? Bam! Punto panoramico di Bricchetto. Incredibile. Si vede tutta Varigotti, Torre del Mare, quello là è il crinale
della DH Men e DH Donne, tutte le manie. E dal bricchetto continuiamo per la discesa del Genio Genietto, discesa con tratti un pelino più gravity ma che dura davvero poco, molto carina e sconosciuta. Qua si risale, cioè continuiamo sul Genio Genietto, bel passaggio tra le rocce, voilà, e da qua scalate tanto perché c'è una rampa cattiva a risalire. Vi direi che chi non ha le bike spinge. Ok, ultima parte flow del trail. Wow, bam, e siamo arrivati alle piazzole del camping di San Martino che abbiamo visto prima. Adesso risaliamo per il campeggio e ci vediamo dopo, ragazzi. Altro giro, altro regalo. Prima di sbucare dal camping si scende giù verso Varigotti a prendere la discesa Voltage. Bam!
tutto in sella ragazzi, tutto in sella. Occhio a questa uscita che fa un po' paura. Siamo risaliti e andiamo a riagganciare la 24 ore di finale, gli ultimi 2 rami. Qualche rampetta un po' più dura. E si vola. Qua stiamo spingendo, siamo sempre sulla 24 ore, parti che risalgono, sempre belle comunque. Destra. Altro rilancio. Percorso molto allenante ovviamente. Chi non ha le bike dovrà comunque avere buona gamba allenamento per farselo tutto.
Voilà, e siamo riapprodati sulla strada sterrata del semaforo. Questi sono i campi, i pratoni di Ferrin, e praticamente il nostro loop sulla 24 ore è finito. Eccoci qua. Ok ragazzi, abbiamo riguadagnato il brick dei Crovi e adesso scendiamo per il trail forse più iconico della zona. Stiamo parlando del Toboga della 24 ore. Anche questo fa parte del percorso della 24 ore, ma può essere anche considerata come una discesa a sé, preparata, bella, flow, contraddistinta dalle grandi sponde paraboliche che vedremo più sotto. Hi. Hi. Bello, guidato, pennellato, trail da godere. Qua andiamo su, e qua inizia lo spettacolo. Siete pronti? Queste sono da prendere tutte. Avete visto lì le tribune che raccolgono gli spettatori quando ci sono appunto le manifestazioni della 24 ore di finale. E voilà, discesa superlativa, e siamo arrivati alla provinciale delle Manie. Ora, volendo, per i più stanchi il giro può anche finire qua, nel senso che abbiamo già fatto una parte importante del comprensorio, abbiamo fatto i sentieri più fighi, anche qualcuno un po' più incazzato, cattivello. Per quello dicevo che non era solamente un cross country sto giro. Secondo me ci sta a affrontarlo con bici comunque full suspended, tipo una classica 120-120, secondo me è perfetta.
e quindi chi vuole può concludere da qua, si trasferisce dall'asfalto e poi imbocca lo sterrato nei pressi di Fontanelle, che vi farò vedere fra un po', per tornare al punto di partenza. Ok, qui imbocchiamo questo sterrato in zona Fontanelle e nel caso si volesse rientrare prima si prende quel sentiero lì, che è quello di Fontanelle, che attraversa un paio di pratoni e praticamente sfocia all'uscita dell'Andrassa che abbiamo fatto prima, e da lì tramite lo sterrato di Magnone, con un po' di saliscendi, qualche salita anche un po' tosta, si ritorna al punto di partenza. Noi invece adesso continuiamo e vi porterò a fare quello che è chiamato l'anello dell'Arma, molto bello, anche questo ottimo per magari biker principianti o che comunque non vogliono fare cose particolarmente difficili, che scende verso la Val Ponci e i Ponti Romani, quindi altra zona di alto interesse naturalistico. Come punti di riferimento della zona c'è il ristorante Ferrin, di cui non vi ho parlato, che è un punto ottimo per diciamo mangiare o ristorarsi, e va bene anche come posteggio, quindi come punto di partenza. Io sono partito da Magnone perché mi viene più comodo, però siccome è un anello ognuno può partire un po' da dove vuole. Adesso noi siamo entrati nel trail dell'Arma, anche questo molto carino. Flow è godibile senza particolari difficoltà. Qua a destra, come vi dicevo, vedete Arma delle Magne. E da qua direttamente a destra qui abbiamo un altro punto ottimo, che è un'osteria dove si può mangiare e prendere anche un po' d'acqua, e noi continuiamo giù per i Ponti Romani, altro sentiero storico molto semplice che ci porta verso Calvisio e Finale Ligure. Inizia come sterro e poi si stringe sempre di più.
Anche questo bidirezionale può essere usato sia per scendere che per salire da finale alle manie. Siamo un po' attenti solo ai rovi che attenzione, grazie mille gentilissimi. Grazie, grazie. Salve. Attenzione. Ecco. Grazie, ciao. Ciao. Un po' di saltini naturali. Ok, siamo arrivati al bivio. Allora, questo è il bivio per portarci su a Magnone o andare giù a Calvisio. Questa è il Cadu Puncin, però fa un po' schifo a salire perché anche con le bike ci sono delle parti che sono mezze a spinta, mezze rovinate, quindi io sicuramente consiglio di scendere giù, continuare per i ponti romani e fare diciamo l'allaccio alla provinciale poi di Calvisio. Buongiorno. Quindi continuiamo la discesa a sinistra, molto semplice e godibile. Qui abbiamo purtroppo un piccolo guado. Qua siamo proprio sul gretto del fiume, meno male che è quasi sempre in secca, poi qui lo abbandoniamo. Siamo quasi alla fine del nostro itinerario. Come vi dicevo, giro gettonatissimo negli anni
Ho portato un po' chiunque a fare questo giro, ho girato la traccia a un sacco di biker sulla nostra pagina Facebook. Colgo l'occasione quindi per segnalarvi la nostra pagina Facebook, che è Test Enduro MTB Team. Se volete potete contattarci per tracce GPS gratuite, guide in Liguria anche su questo itinerario o semplici info. Ciao! Come vedete i biker qua si sprecano, soprattutto tanti stranieri, tedeschi, austriaci, svizzeri, vengono un po' da tutte le parti d'Europa. Per godere dei sentieri della leggendaria finale Outdoor Region. Qui siamo alla fine dei Ponti Romani. Voilà, ciao! E siamo arrivati in fondo, ragazzi, che dire. Un saluto da Luca Ore, dalle Test Endure. Ah yeah!